Dentro il pane c'è sempre un racconto, dentro il pane c'è sempre un ricordo. Qualche giorno fa, ospite dei fratelli Scellino, ho raccontato la storia di un pane che la mia gente dice Civraju. La storia era più o meno questa. C'era una volta in Sardegna un pane il cui nome ricordava la parola cibarium e che sembrava una cupola. Badate bene, quando nella Sardegna di ieri dicevi cupola, i sardi nella propria immaginazione vedevano tre cose: domus de Gianas, forni e grembi pregni. E a pensarci bene, sono tutti e tre luoghi potenti nei quali succede sempre una sola cosa: la vita rinasce. Quello che un tempo tutti sapevano, ma che oggi quasi nessuno racconta più, è che era figlio di una dea. La mia gente la diceva mamma de Sudregu, ma questa è un'altra storia. Qualche giorno fa, ospite dei fratelli Scellino, il Civraju lo abbiamo osservato e grazie alla guida di Luciu Largiu lo abbiamo finanche ricreato. La ricetta la trovi sotto e mi raccomando, tutte le volte che preparerei questo pane ricordane la storia. Sarà l'ingrediente che più di tutti gli regalerà gusto.